I più recenti terremoti hanno evidenziato che l'Italia è un paese ad elevato rischio sismico e che nessuno lo sapeva. Ora lo sanno tutti tranne i datori di lavoro. Infatti la legislazione in materia di sicurezza prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione di tutti i rischi a cui sono soggetti i lavoratori e quindi anche del rischio sismico. Questo al fine di attuare o programmare misure di sicurezza per il contenimento dei danni. Infatti, se è chiaro che il terremoto è un evento non evitabile e non prevedibile, è altrettanto vero che possono essere attuate misure per la riduzione del rischio da sisma, in particolare per il contenimento dei danni. E non pensiamo solo al crollo di un edificio. Un sisma potrebbe determinare altri effetti spesso non considerati ma altrettanto gravi per la sicurezza dei lavoratori, ad esempio la caduta di materiali stoccati o delle scaffalature. Insomma, datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, approfondiamo la consapevolezza verso questo rischio, acquisiamo gli strumenti tecnici per valutare correttamente il rischio sismico e per identificare possibili misure di sicurezza da attuare nelle nostre aziende. Smettiamo di pensare che di fronte a un terremoto non possiamo fare nulla, anche perché ce lo impone la legislazione in materia di sicurezza.